La visione femminile è la visione che arriva per prima, poi non sempre va a sistema, bisogna riuscire a metterla a sistema per arrivare prima a tante famiglie dove il ruolo delle donne è ancora un ruolo cruciale. Dal 5 al 7 maggio Treviso ospita il Festival Città per le Donne, iniziativa di Comune, Commissione Pari Opportunità e Progetto Donne Veneto con il supporto di Spazio Donna. 3 giorni di convegni a Palazzo dei 300 e una serie di eventi collaterali per costruire una riflessione comune sulla città al femminile, consapevoli che Treviso è in testa alla classifica nazionale per qualità della vita proprio delle donne. Si inizia domani, mattinata dedicata a spazi e architetture, pomeriggio incentrato su genere e politica, confronti dai quali far emergere proposte operative. Sicuramente le analisi fatte in questi ultimi anni, che presenteremo anche attraverso questo festival, ha messo in evidenza come sia indispensabile raccogliere i bisogni specifici al femminile, pensando appunto all'uso della città, pensando alla situazione economica del paese. Raccogliere le nostre esigenze significa avere una società più giusta per tutti. Treviso si candida a diventare un laboratorio permanente di confronto sulla parità di genere. Gli ambiti su cui intervenire sono molti, un focus su cui concentrare l'attenzione secondo Cassugana è ad esempio quello turistico. Il dato principale è che le mete turistiche vengono scelte primariamente dalle donne e quindi ci sono servizi che vanno fatti per le famiglie e donne con figli e poi servizi per le donne single. È importante accoglierle con servizi dedicati, ad esempio gli orari dei trasporti, ad esempio i servizi che si possono trovare per donne che devono vivere da sole la città e quindi non accompagnate da uomini e quindi magari devono sentirsi maggiormente sicure.